C'è solo un modo per essere informato sui paesi dell'entroterra siciliano. Magaze.it. Cronaca, politica, sport, cultura, eventi. Magaze.it. Dà voce al cuore della Sicilia. www.magaze.it. Il quotidiano online dei Monti Sicani. Dopo un periodo piuttosto buio dal punto di vista dei risultati, il Camarat torna a ruggire prepotentemente, battuto l'Alcamo al culmine di una gara bella da vedere e con azioni spumeggianti. L'impegno, il cuore, la grinta e la voglia di vincere, come da sempre, non è mancata alla compagine cammaratese che ha strapazzato di rete i bianconeri alcamese di mister Ciaramella. La salvezza diretta non è del tutto irraggiungibile, segno che il Camarat crede ancora nel traguardo. Se ciò non andrà bene saranno play-out, molto probabilmente da disputare in casa. Le reti del successo bianco-azzurro portano la firma di Di Piazza, di Bonito su calcio di rigore e di Azzarello. Vittoria che quindi era di fondamentale importanza ai fini della classifica. Gara iniziata alle 16 per il cambio d'orario. Al primo è già l'Alcamo in avanti con Papania che si fa recuperare all'ultimo istante dall'ottimo Bonito. Al terzo Danna dalla distanza trova un super Maggio. Il Camarat inizia a pressare e al 14° Daniele Licastri, entrata in area, calcia a botta sicura ma Chimenti sventa la minaccia. Il gioco stende a decollare, le due squadre lottano a centrocampo alla ricerca di qualche pallone giocabile. Ma quando nessuno se l'aspettava, ecco arrivare il vantaggio meritato in favore del Camarat. Bel pallone lavorato da Licastri, l'appoggio per Azzarello che vede smarcato Di Piazza, con quest'ultimo che non sbaglia mettendo la sfera all'angolino destro dalla porta difesa da Chimenti. Nella ripresa è tutto un monologo biancazzurro. Al 57° il tiro di Licastri viene bloccato con un braccio da un difensore ospite, ma l'arbitro, sotto lo stupore di tutti, lascia proseguire. Dopo 2 minuti ancora Licastri che non trova per poco l'angolino basso a Chimenti praticamente battuto. La svolta che chiude definitivamente il match arriva al 66° quando Panepinto viene attirato in aria da Daidone e il signor Madonia stavolta non ha dubbi nel concedere il rigore che viene trasformato con freddezza da Niccolò Bonito. Il 2-0 galvanizza la compagine cammaratese che va ancora in rete al 79° con Azzarello che batte Chimenti da 2 passi, chiudendo la gara sul 3-0. A fine gara sale l'incitamento dei tifosi che ritrovano l'entusiasmo giusto per affrontare le ultime insidie che l'eccellenza riserva. Mister, vittoria doveva essere, vittoria è stata, grande prova del Camarat oggi, tutto il collettivo ha meritato di vincere. Ogni volta sempre le stesse domande e sempre le stesse risposte. Il Camarat ha sempre giocato bene, ha sempre dato l'anima e ha sempre fatto delle bellissime gare. Vuoi per un caso, vuoi per sfortuna, vuoi per qualche errore di qualche giovane ragazzo, abbiamo incappato in determinate sconfitte che non meritiamo. Però tutto sommato le prestazioni sono state tutte a buon livello. Quanto è importante la vittoria di oggi in ambito salvezza? L'ho detto, noi dobbiamo cercare di fare più punti possibile per poi tirare le somme alla fine del campionato. Se ce la facciamo a fare più punti, la matematica ci permette di non fare play-out, siamo stati bravissimi, non bravi. Se non ce la facciamo e andiamo a disputare i play-out, ogni cosa penso con un miglior piazzamento, disputando i play-out in casa, sono sicuro che non ci sono problemi perché conosco la mia squadra, conosco il mio pubblico e sono convinto che faremo sicuramente bene. Ritornando alla partita di oggi, cosa ha fatto la differenza in campo? No, la voglia di vincere come hanno avuto sempre i ragazzi, in più oggi avevano una motivazione in più per far sì per vincere questa gara. I ragazzi veramente mi danno soddisfazione e piacere perché so io la situazione del Camarat, di quante situazioni stiamo passando e sempre sono uniti con voglia di vincere e con voglia di salvare questa categoria. Si smuove la classifica, domenica si va a Ribera. È un osso duro. È chiaro che è una partita difficilissima, non difficile, difficilissima, però sai ci sono determinate motivazioni, loro hanno la motivazione del terzo posto e giustamente li gratifica perché
anche perché si meritano di chiudere il campionato nella migliore posizione giusta, e noi abbiamo una motivazione in più, è quella di evitare play-out. È chiaro che sarà una partita vera, bella e ad armi pari, e che mi auguro vinca il migliore. Quali le considerazioni finali al termine della gara di oggi? Considerazioni finali: dopo un 3-0 purtroppo stare qua a commentare non è tanto semplice. Posso solo dire che è stato un primo tempo equilibrato dove potevamo fare anche gol noi. Purtroppo abbiamo preso il gol l'ultimo minuto di recupero, che ci ha un pochettino tagliato le gambe. Poi il secondo tempo purtroppo non ci siamo stati in campo e forse il Camarat ha meritato di vincere. L'obiettivo appunto sono sempre i playoff? Ma ancora la matematica non ci condanna. Domenica giochiamo l'Orlandina, cercheremo di dare tutto e di vincere la partita, poi quello che viene ci prenderemo.